buon pomeriggio, salve, benvenuti, salve a tutti e buon 25 febbraio 2026, salve, salve a tutti, un attimo che verifico un attimo una cosa, ok, dovrebbe essere tutto a posto, qui c'ho la chat. Allora, ancora non sono riuscito a risolvere i problemi della chat, quindi posso vedere solo quella di YouTube e quindi niente, andiamo avanti così. Oh, c'è un'immagine qui che non ci deve stare, la togliamo subito, via. Ok, poi quest'altro pure Reni Retro. Allora, innanzitutto lo spostiamo qua in alto. Ok, proprietà e facciamo subito un cambio su Reni J. Ok, allora ricominciamo. Benvenuti a tutti, benvenuti una nuova live di Reni J. Salve, sono le ore 14:48, quindi sono quasi le 3 di pomeriggio di questo 25 febbraio 2026. Allora, che cosa volevo fare durante questa live? Senz'altro dobbiamo fare l'unboxing di due pacchi, questo è uno e questo è un altro. Sono due pacchi, questo è arrivato 2 ore fa e questo sotto invece è arrivato la settimana scorsa. Io aspetto sempre di fare l'unboxing con voi, di fare gli sfogliamo insieme con voi, insomma facciamo tutto quanto insieme quello che è la mia, diciamo, la mia passione, che possono essere delle riviste, dei dischi in vinile, delle audiocassette, qualcosa che riguarda i computer, retro gaming, qualcosa che riguarda la musica, un po' più in generale, quindi sterei, piastre, giradischi, quant'altro, amplificatori, casse e chi più ne ha più ne metta. I giovani d'oggi sono sempre più abituati a diciamo confondere il termine di stereo con un paio di cuffie attaccate ad un cellulare. Noi invece avevamo una visione un po' più ampia della musica rispetto ai giovani d'oggi, perché diciamo, il nostro desiderio era sempre quello di avere un bellissimo stereo in cameretta, bello compatto con la piastra, il lettore CD, l'amplificatore, l'equalizzatore, il giradischi, le casse, insomma un bello stereo. Se no c'era anche chi si accontentava all'epoca con il termine stereo, si identificava quello che adesso viene definito boombox, cioè un apparato portatile a pile in grado di riprodurre dei suoni provenienti o dalla radio o dalle cassette o proprio gli ultimi che sono usciti avevano anche il lettore CD, quindi diciamo erano sempre questi portatili o trasportabili dato il peso spesso e volentieri causato anche dalle batterie. C'erano alcuni che andavano con 6 o 8 mezze torce, altri andavano con 6 torcioni, quindi già solo le batterie che andavano messe dentro per farle funzionare fuori da casa questi apparecchi ne causavano il peso abbastanza importante. Allora, ma andiamo avanti in questa live. Allora, prima di fare l'unboxing volevo dire che cosa è successo perché durante questo mese di febbraio non mi sono tanto fatto vedere. Allora, il motivo è semplice perché ho avuto tanto da fare in famiglia. Praticamente c'è stata una settimana che mia figlia è stata tutta la settimana a casa, quindi sono dovuto stare, diciamo, con mia figlia. Ho avuto pure altre cose da fare, diciamo, è proprio ultimamente, la settimana scorsa, mi sono cambiato la macchina e quindi questo ha causato qualche cosa, e diciamo i tempi, anche per dirvene una brevissima, normalmente io per ritirare una macchina con un'oretta ce l'ho sempre fatta, la volta scorsa ci ho messo tutta la giornata praticamente, siamo andati lì per ritirare la macchina che non erano neanche le 11 e abbiamo finito dopo le 5 di pomeriggio
insomma, tutto, diciamo, di fare tutto l'iter, dati i problemi che si sono verificati. Però poi, fortunatamente, tutti risolti e tutti risolti nell'arco della giornata, anche perché io avevo già spostato l'assicurazione dalla mia vecchia vettura a quella nuova, quindi diciamo era necessario concludere tutto all'interno della stessa giornata. Durante il weekend, come sapete, io mi dedico parecchio alla famiglia, per esempio, per dirne una, domenica siamo stati all'outlet a Valmontone, quindi abbiamo fatto una giornata lì tutti insieme. E quindi, diciamo, per quanto riguarda invece i video, io sto continuando a produrne, anzi, ne vedrete tanti altri perché sto digitalizzando anche altre cassette che non avevo ancora digitalizzato, quindi diciamo ho ripreso a digitalizzare cassette, anche se sto usando una piastra, la RSTR 575, che è il top di gamma, perché ancora non sono riuscito a smontare queste per cambiare gli ingranaggi. Eh, queste quasi un anno ormai che sono smontate. Questa è una doppia piastra, la RSTR 474 Technics, però per smontare questo bisogna stare molto attenti perché ci sono tante mollette piccole. E visto quello che ho passato diciamo, con il QQ, che ancora diciamo, funziona ma non al 100%, poi qui ovviamente ci sono anche dei contatti, per esempio le testine hanno un contatto molto delicato che è questo qui, questo porta il segnale delle testine, poi qui dietro, e qui c'è anche il motore che prende la corrente da queste quattro saldature. Insomma, mi pensavo che fosse molto più facile smontare questa meccanica, anche vedendo, diciamo, i diversi filmati su YouTube. Io vedevo che la smontavano abbastanza facilmente, ma non è per niente facile. Poi soprattutto seguo Marco Valleggi, lui smonta tutte le piastre. L'ultimo video l'ha fatto con diciamo, un doppio registratore da DJ, che erano due diciamo, registratori a cassette uniti ad un mixer, il che permetteva di poter mixare con le cassette, cosa che diciamo fanno anche alcuni DJ. C'è anche un apparato molto simile a quello che ha fatto vedere Marco, della Technics, anche mi sembra di ricordare. La Technics ha sempre fatto cose un po' strane, anche se questo della Technics che dico io era addirittura, mi sembra di ricordare, tutto di legno intorno, quindi una cosa un po' vintage, parecchio vintage. Va bene, allora io ho fatto un acquisto, diciamo alla discoteca laziale, ho approfittato di un'ottima offerta che c'era